Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta per l'ultima intervista di oggi. Come vi abbiamo annunciato, torniamo a parlare di calcio e diamo il benvenuto al presidente dell'Alba Borgo Roma, Fabio Venturi. Benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito, ciao Giorgio. Allora, dunque, Fabio, di solito ti abbiamo visto sempre qua in veste, pallavolo, volley, però oggi parliamo di calcio perché con l'Alba Borgo Roma la stagione sta per ricominciare, avete già portato a casa una vittoria, insomma qualche vittoria anzi, quindi ce n'è di cose di cui parlare, direi. Sì, è partita meglio del previsto perché la nostra prima squadra ha vinto la settimana scorsa un importante torneo a Casaleone, il Cherubini, avevamo vinto il torneo Nocini qualche 10 giorni prima, per cui insomma siamo partiti bene anche ieri perché abbiamo vinto la partita di Coppa Veneto contro Cadi Davide, che potete capire che per noi è un derby di quelli importanti perché insomma sì. i nostri quartieri sono confinanti, però al di là delle battute insomma è un derby sentito sì, però tra dirigenti insomma la viviamo in maniera più serena. Tra l'altro per l'inizio della stagione avete fatto anche una bella festa, insomma abbiamo visto anche sui social una torta enorme con lo stemma dell'Alba Borgo Roma, insomma l'avete festeggiata proprio per bene questo inizio. Sì, è nata come diciamo un impegno che ci eravamo presi un po' più di un anno fa dicendo quando finirà tutto faremo una grande festa. Non è ancora finito tutto e ci auguriamo che però questa situazione vada a finire in fretta, dei contagi, la pandemia, dei problemi ma anche purtroppo delle vittime, e siamo riusciti mantenendo comunque le regole, rispettando le regole, a fare questa bellissima festa. È stata una bellissima serata tra noi di tutte le squadre, per cui dai piccolini che hanno 5 anni fino alla prima squadra, famiglie, tifosi, insomma è stata una bellissima serata. La torta che avete visto tra l'altro è il regalo di un nostro genitore, del papà di un nostro atleta della prima squadra, per cui ognuno ha messo un pezzo, ma perché c'è voglia di stare insieme, questa è la realtà, c'è voglia di tornare a guardarsi, anche solo a stare a un metro, come abbiamo imparato a stare almeno di persone, non lontani. Tra l'altro appunto tante persone, perché come mi dicevi anche fuori onda, insomma siete 17 squadre. Sì, quindi sono tante. È un lavoraccio. No, insomma l'Alba ha quasi 100 anni perché è del 1929 e per cui è una società storica. Abbiamo, devo dire, un ottimissimo settore giovanile che ci sta dando delle ottime soddisfazioni. Le squadre sono tante perché dai piccolini, perché considerate che si iscrivono per prova bimbi del 2017 e ogni volta che sento 2017 mi chiedo in che anno siamo noi, perché mi sembra ieri, che in effetti è ieri. Per cui dai piccolini fino alla prima squadra insomma sono 17 le squadre che stanno partendo, perché questa settimana, sabato e domenica, tutti i campionati regionali inizieranno, per cui la prima squadra juniores, allievi e giovanissimi iniziano tutte e poi pian pianino iniziano anche gli esordienti, pulcini, scuola calcio, piccoli amici. È un bel 17. Impegno. Tutte 17 le squadre. Tra l'altro avete anche una squadra femminile, o sbaglio? Devo dire che non c'è più la squadra femminile, cioè la squadra femminile oggi è stata ceduta tra virgolette al Real San Massimo, perché il Real San Massimo stava pensando di fare una propria squadra femminile. Noi stavamo valutando cosa fare perché abbiamo fatto un'annata particolare, tribolata, abbiamo giocato fino all'ultimo secondo la Serie C e probabilmente un po' da parte di tutti un attimo diciamo di paura del futuro c'è stata. Il Real San Massimo aveva la volontà di farla, abbiamo detto insomma mettiamo insieme le forze e molte delle ragazze che erano con noi oggi sono a San Massimo, però in un rapporto molto bello insomma tra le ragazze e noi e tra noi e il Real San Massimo, perché a loro va un grande in bocca al lupo, perché chi investe nel calcio femminile ha coraggio, è bravo e lungimirante. Assolutamente. Tra l'altro invece mi aggancio a un'intervista che abbiamo fatto proprio una mezz'oretta fa con Davide Cacciatori, calciatore dell'US Avesa, che ci ha presentato questa iniziativa molto bella della fascia da capitano per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, un'iniziativa a cui avete aderito anche voi. Sì, è un'iniziativa che nasce dal capitano del Calmasino Calcio, dove purtroppo la ragazza che sappiamo una settimana fa ha perso la vita, ha chiesto agli altri capitani di aderire a quest'idea, ovviamente l'abbiamo accolto immediatamente, è stata stampata una fascia rosa con il nome di Chiara, ma in realtà Chiara è un nome simbolico per rappresentare tutte, ma anche tutti, cioè indipendentemente dalla violenza comunque è un gesto che facciamo noi. Ieri eravamo circa una ventina le squadre con la fascia rosa, speriamo di essere sempre di più. Tra l'altro è un segnale che vogliamo dare, nel nostro caso possiamo dire anche portato bene, per cui consiglio alle altre squadre di indossarla, lo dico simpaticamente, però è un tema che è assolutamente invece molto serio. È verissimo. E ecco, adesso passerei un attimo alla squadra, perché insomma dicevamo
diverse vittorie, insomma diverse soddisfazioni anche ultimamente, ma cosa ci aspettiamo da questo campionato che deve ancora partire in realtà? Ma noi siamo stati ripescati dalla prima categoria alla promozione poco più di un mese fa, per cui abbiamo cambiato la strategia, per fortuna, perché è una buona notizia, lo speravamo, abbiamo fatto 14 anni in promozione, poi siamo retrocessi negli ultimi 2 campionati causa Covid, non siamo mai riusciti a concludere i campionati, per cui non abbiamo mai misurato le nostre potenzialità fino in fondo. Il campionato di promozione è molto impegnativo, tra l'altro essendo stati ripescati per ultimi il nostro sarà un girone di sole squadre vicentine, per cui giochiamo sempre solo in provincia di Vicenza, e per una veronese non è facilissimo, no. però vale anche per loro quando vengono qui. Ma al di là di questo, insomma, ci aspettiamo un campionato di sofferenza, perché è un campionato molto più impegnativo, però insomma la consapevolezza di avere degli ottimissimi elementi, dei giovani pazzeschi, perché ieri, come detto, abbiamo battuto il Cadi Davide in questo derby in rimonta agli ultimi minuti di una squadra che comunque non molla, e questa è la cosa che più interessa, sapendo che ci potrebbero essere squadre più forti, ma poi passa anche che voglia hai di mettere in campo. Poi è chiaro che a noi interessa tantissimo anche quello che fa il settore giovanile, non dico di più ma alla pari di sicuro, perché dal settore giovanile passa il futuro della nostra società, ma magari anche del calcio veronese, perché molti magari poi potrebbero trovare soddisfazione in altre società, e ci sta, è gioco delle parti. Assolutamente sì. Bene, allora Fabio, noi facciamo un grande in bocca al lupo per questa stagione che deve cominciare, per questo campionato che deve incominciare per voi, e insomma alla prossima, grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi dell'invito, e mi auguro di venire qui a festeggiare ancora qualcosa, ma comunque vada una festa perché torniamo in campo, che è la cosa più bella. Esatto, esattamente. Bene, allora anche noi vi salutiamo, sono le 13:58, noi vi diamo appuntamento allora a domani, sempre dalle 12 alle 14, con nuove tematiche e nuove interviste. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.